La Regione ha ultimato lo studio sulla possibilità di utilizzare l'acqua di Sugologone per alimentare i comuni della Valle del Cedrino. I risultati saranno illustrati lunedì dall'assessore dei lavori pubblici Paolo Maninchedda ai sindaci di Orosei, Galtellì, Ergoli, Onifai e Loculi, Oliena ed Orgali. Per il 1 febbraio sono stati invece convocati i rappresentanti del comitato a Bavona. Seguirà poi un incontro pubblico nel territorio. Da notizia l'amministrazione regionale che sottolinea in una nota come si tratti di uno studio senza precedenti. È stato esaminato il comportamento della fonte di Sugologone per misurare la sua effettiva portata nei periodi di piena e di magra e sono state verificate le condizioni delle reti idriche che fino ad oggi forniscono l'acqua di Sugologone esclusivamente ai comuni di Oliena ed Orgali. L'altro aspetto dell'iniziativa, spiega la Regione, è stato quello di monitorare l'acqua del Cedrino. Abbanoa ha reso operativo il protocollo straordinario dei controlli del sistema idrico dei comuni di Orosei, Galtellì, Ergoli, Onifai e Leuculi. Questo era stato proposto dall'associazione Abbavona. La relazione di Abbanoa riporta che le acque si presentano con una ridotta mineralizzazione, bassi valori di cloruri e sodio e con un'adeguata concentrazione di calcio e di alcalinità. Abbanoa, scrive la Regione, conferma che l'acqua prodotta e distribuita dall'impianto di Taddore ha tutti i requisiti per essere considerata, oltre che potabile, di buone caratteristiche organolettiche. La Regione rileva come la gran parte dell'acqua proveniente da Sugologone fino ad oggi risulti dispersa a causa delle pessime condizioni delle reti idriche. Per questo l'assessorato dei lavori pubblici ha accelerato gli interventi di risanamento. Sono partiti i lavori della rete idrica di Oliena e sono in corso di avvio quelli della rete di Dorgali. La spesa complessiva è di 4 milioni di euro, altri 4 milioni di euro saranno destinati all'efficientamento dei potabilizzatori dei comuni baroniesi.